Buonasera e bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. In apertura il tema del caro benzina, perché con i prezzi del carburante alle stelle la Regione sta cercando delle soluzioni per ovviare al problema, ma al momento mancano totalmente le coperture finanziarie per aumentare la scontistica. E sul tema domani in programma un incontro tra il Presidente Fedriga e l'assessore Scoccimarro, con il PD intanto che chiede interventi urgenti e i gestori degli impianti tutele maggiori. Il problema del caro carburanti con la benzina oltre i 2 euro in alcuni impianti è ben presente in Regione, dove si stanno cercando soluzioni per alleviare i costi dei cittadini e agevolare i gestori degli impianti, penalizzati dalla vicinanza con Austria e Slovenia, dove il costo del carburante è inferiore di alcune decine di centesimi. L'assessorato retto da Fabio Scoccimarro sta cercando, oltre alle soluzioni, i soldi, perché, spiega l'assessore, al momento le idee ci sono ma mancano i finanziamenti che potrebbero arrivare dal governo. L'idea di fondo, mantenendo gli attuali sconti, è quella di introdurre ulteriori agevolazioni per alcune categorie di persone, residenti vicino al confine, disabili, famiglie con ISEE basso, oltre alla zona zero nei pressi dei confini, ma come ribadisce Scoccimarro servono risorse economiche che al momento non ci sono, il tutto in attesa della nuova legge regionale sui carburanti, che prevede anche un'app sulla quale è al lavoro in SIEL, che superi le tessere fisiche. Domani è in programma un incontro tra Scoccimarro e il presidente Fedriga sul tema, tutte soluzioni che il Partito Democratico chiede che la regione trovi in fretta, senza fare scaricabarile sul governo. Della legge, torna il capogruppo PD in Regione Diego Moretti, non conosciamo i contenuti che dovrebbero in teoria risolvere le problematiche emerse, in particolare nelle zone di confine. Se non si dà la dovuta urgenza, conclude, molti pagheranno le conseguenze di una situazione già troppo complicata. Anche i gestori chiedono chiarezza. Manuel Rizzi, ex rappresentante della FAIB Confesercenti, titolare di un impianto a Gorizia, sottolinea l'urgenza di aumentare il contributo e produrre una nuova legge anche sul modello altoatesino, sottolineando come le accise in Italia pesino troppo sul prezzo finale e che i margini per compagnie e gestori sono già tirati al massimo. Rizzi infine manifesta anche forte contrarietà all'app, uno strumento, dice, che complicherà le cose, soprattutto per gli anziani. Provvedimento di sospensione per il centro tamponi della farmacia Montoro di Cusignacco. È stato emesso dall'azienda sanitaria pochi giorni dopo le verifiche dei carabinieri del NAS, chiuse tutte le agende. Niente più tampone alla farmacia Montoro di Cusignacco. L'azienda sanitaria ha emesso un provvedimento di sospensione dell'attività di effettuazione dei tamponi a data da destinarsi, con la conseguente cancellazione delle prenotazioni ancora attive. La scritta è comparsa sullo stesso sito di prenotazione tamponi della farmacia, che di fatto ha chiuso ogni agenda. La decisione dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale è stata presa sulla base dell'ispezione effettuata pochi giorni fa dal nucleo antisofisticazione dei carabinieri di Udine, che aveva effettuato delle verifiche all'interno della farmacia, già salita agli onori delle cronache per la protesta inscenata dal titolare, Federico Montoro, che a gennaio aveva deciso di autosospendere il punto tamponi per una settimana per protesta contro le decisioni del governo. Lo stesso Montoro ad ottobre era stato ammonito da Gabriele Beltrame, presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Udine, a seguito di un video che aveva fatto il giro del web in cui il farmacista si sfogava con i clienti in coda al centro tamponi. Ammonimento che era stato appeso dallo stesso Montoro sulla vetrina della farmacia. Nessuna dichiarazione è arrivata dai legali della farmacia Montoro, che precisano come si preferisca attendere l'esito delle indagini prima di commentare ed intraprendere qualsiasi azione. Troppe poche prenotazioni e chiude l'hub vaccinale allestito al centro commerciale Montedoro di Muggia. È il primo dei siti dedicati alle immunizzazioni in Friuli Venezia Giulia ad essere smantellato. La comunicazione è arrivata dall'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, che ha spiegato come l'esiguo numero di prenotazioni non consenta di continuare l'attività, che proseguirà nell'hub vaccinale del Molo Quarto e al centro vaccinale della centrale di idrodinamica. I contagi intanto in Friuli Venezia Giulia scendono nuovamente sotto la soglia dei 2000 casi. Oggi sono stati rilevati complessivamente 1959 nuove positività attraverso 19.232 tamponi e calano anche i corregionali in isolamento, che sono poco più di 40.000. Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 40, scendono invece pazienti ospedalizzati negli altri reparti, che sono ora 429. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 14 decessi legati al coronavirus, tra questi anche la morte di un 68enne di San Giovanni al Natisone.
Al via un nuovo progetto coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità sulla sorveglianza del long Covid, tra gli obiettivi quello di effettuare anche una mappa dei centri e monitorare gli effetti a lungo termine dell'infezione per accrescere le conoscenze e uniformare l'approccio e la questione clinica a livello nazionale. Il progetto coinvolge per 2 anni una serie di enti in 3 regioni e tra queste c'è anche il Friuli Venezia Giulia. L'omicidio di Tatiana Tulissi finisce in Cassazione. La Procura di Udine ha infatti impugnato l'assoluzione in appello dell'allora compagno della donna Paolo Calligaris. Non è ancora finita la tormentata vicenda giudiziaria legata all'omicidio di Tatiana Tulissi, uccisa con 3 colpi di pistola nel giardino di casa a Manzano l'11 novembre 2008, quando lei aveva 37 anni. La Procura di Udine infatti ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Trieste, con la quale il 24 settembre 2021 era stato assolto per non aver commesso il fatto Paolo Calligaris, di 51 anni, allora compagno della vittima, con la quale viveva nella villa di famiglia e unico imputato per il delitto. Una sentenza, quella d'appello, che ha ribaltato, annullandola, la condanna a 16 anni di reclusione per omicidio volontario inflitta dal GUP di Udine a Calligaris il 19 settembre del 2019. L'uomo si è sempre dichiarato innocente e l'arma del delitto, un revolver calibro 38, non è mai stata ritrovata. Il GIP del Tribunale di Trieste ha convalidato l'arresto e disposto la custodia in carcere per Ales Gomoli, il cittadino sloveno di 49 anni che sabato mattina, percorrendo in contromano la corsia di sorpasso del raccordo autostradale di Trieste, si è scontrato con un'altra vettura provocando la morte della conducente, una donna di 56 anni di origine rumena residente nella provincia di Treviso. L'udienza di convalida si era tenuta ieri pomeriggio e il giudice si era riservato la decisione. L'uomo era giunto in tribunale dall'ospedale dove era ricoverato scortato dalla polizia. Il provvedimento verrà attuato quando i medici riterranno di dimetterlo. La Procura di Roma ha chiuso le indagini in relazione alla morte dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere del 13° Reggimento di Gorizia Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo il 22 febbraio dello scorso anno assieme ad un autista locale. 2 dipendenti del Programma Alimentare Mondiale rischiano ora di finire sotto processo accusati di omicidio colposo. Si tratta di 2 organizzatori della missione avvenuta nel nord del paese africano, durante la quale Iacovacci e Attanasio furono raggiunti da alcuni colpi sparati dai 6 uomini che avevano fermato e deviato il convoglio diretto a Goma. La chiusura delle indagini aperte dai magistrati capitolini per sequestro di persona con finalità di terrorismo precede la richiesta di rinvio a giudizio. Il procedimento si è avvalso del lavoro dei carabinieri del ROS ed era coordinato dal procuratore Michele Prestipino, lo stesso magistrato che ha condotto l'inchiesta sull'uccisione al Cairo di Giulio Regeni. Un uomo è rimasto ferito in maniera grave in seguito a un incidente tra il monopattino elettrico che stava guidando e un'auto. È accaduto sul lungomare triestino in centro città attorno alle 16:30 di questo pomeriggio. La dinamica è ancora da accertare. Secondo quanto si è finora appreso, l'uomo di circa 50 anni sarebbe stato sbalzato dal monopattino dopo lo scontro, cadendo sull'asfalto e riportando traumi al torace e alla testa. Sarebbe stato ricoverato a Catinara in rianimazione. Il Tribunale di Udine ha condannato padre e figlia accusati di aver aggredito e picchiato un carabiniere. Il carabiniere interviene per mettere pace in una lite tra rom e viene picchiato dal padre e dalle 2 figlie, una delle quali minorenne. Per questo il giudice del Tribunale di Udine, Camilla Del Torre, ha condannato un uomo di 53 anni e la figlia di 23 anni, entrambi residenti in città, rispettivamente a 10 mesi e 20 giorni e 7 mesi di reclusione. Pena quest'ultima sospesa con la condizionale. A novembre una pattuglia dei carabinieri di Udine è intervenuta in supporto ad altri colleghi vicino all'abitazione dei condannati, dove era stata segnalata una violenta lite. Mentre stava scendendo dall'automobile, uno dei 2 militari è stato aggredito dal 53enne che lo ha colpito con un pugno. Caduto a terra, il carabiniere è stato bloccato e preso a calci sul volto dalle 2 figlie, procurandogli lesioni guaribili in 5 giorni. Poi il padre, che si era rifiutato di fornire le proprie generalità, ha anche minacciato di morte il militare e insultato l'arma.
E ancora un padre e una figlia condannati dal Tribunale di Udine. Il giudice per udienza preliminare Carlotta Silva ha inflitto con il rito abbreviato 2 anni di reclusione a un uomo di 61 anni e 8 mesi, pena sospesa alla figlia di 23, entrambi residenti alla Tisana, riconosciuti colpevoli di lesioni. Il padre anche di stalking nei confronti della sorella del condannato e zia della ragazza. In diverse occasioni l'uomo aveva insultato e minacciato di morte la vittima anche brandendo un coltello. E in un caso aveva picchiato la sorella con una stampella passatagli dalla figlia e procurandole una frattura alla mano. Una morte inaccettabile, così il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha definito l'infortunio costato la vita allo studente friulano Lorenzo Parelli in occasione dell'informativa al Senato sulle manifestazioni studentesche di solidarietà e proteste organizzate dopo la tragedia. È inaccettabile la morte del giovane Lorenzo Parelli, ha detto Lamorgese. L'impegno e la freschezza dei suoi 18 anni testimoniano la determinazione del nostro Paese a rialzarsi dalla crisi devastante causata dalla pandemia e proprio i giovani hanno risentito della marginalità e delle occasioni mancate che sono alla base di un malessere profondo non sempre compreso. La crisi, ha aggiunto Lamorgese, anche per il mancato ascolto degli adulti. E tornando alle manifestazioni, il ministro dell'Interno ha affermato che chi è chiamato a esercitare le responsabilità istituzionali e operative per la sicurezza pubblica deve riflettere a fondo quando si verificano fatti incresciosi come quelli del 28 gennaio che hanno causato danni a persone estranee al gruppo dei facinorosi. La via maestra è il confronto, flessibilità ed equilibrio sono qualità che hanno le forze dell'ordine e sono certa ne faranno ampio uso, ha concluso Lamorgese. Dimostreremo di avere sempre operato correttamente nel rispetto della normativa, così la Bioman di Maniago si difende, coinvolta nella vasta indagine della Procura distrettuale antimafia di Trieste sul traffico illecito di rifiuti. Le società e le persone coinvolte nell'inchiesta avviata dalla Procura di Trieste ritengono di avere sempre operato correttamente nel rispetto della normativa di settore e delle prescrizioni autorizzative. Bioman, l'azienda di Maniago, finita nell'occhio del ciclone dopo che i carabinieri hanno accertato un presunto giro abusivo di rifiuti urbani tra il Friuli e le società venete legate alla galassia della stessa società maniaghese, si difende. Avremo certamente modo di dimostrare l'adeguatezza dell'operato di tutti i nostri collaboratori e di chiarire che le condotte contestate, probabilmente a causa di una non corretta comprensione della normativa tecnica di riferimento e delle complesse modalità di funzionamento dei cicli produttivi, sono e sono state corrette. Per questa ragione, come si legge in una nota, Bioman ha già dato incarico a esperti di prim'ordine in ambito nazionale di esaminare la vicenda sotto il profilo tecnico-giuridico, al fine di fugare ogni dubbio sulla corretta gestione dei cicli produttivi delle aziende. I vertici di Bioman hanno tenuto a precisare che l'inchiesta non ha in alcun modo fatto emergere né problematiche di danni arrecati all'ambiente né aspetti concernenti il conseguimento di illeciti profitti. Le persone coinvolte stanno predisponendo degli scritti difensivi corposi da depositare al pubblico ministero, nell'intento di esaminare tutte le tematiche coinvolte, così confidando di chiarire ogni dubbio sulla correttezza dell'operato loro e dei collaboratori. Camion con rimorchio in fiamme questa mattina in autostrada, è successo all'alba sulla 4 tra Re di Puglia e la barriera dell'Isert di Trieste. L'incendio al mezzo pesante che trasportava carta e pellet si è innescato nella motrice, è stato lo stesso autotrasportatore a lanciare l'allarme facendo arrivare sul posto i vigili del fuoco e gli operatori di Autovie Venete. Nessuno è rimasto ferito, si sono creati rallentamenti e code con una momentanea chiusura del tratto in direzione Trieste con uscita obbligatoria a Re di Puglia. Vendevano vestiti e giocattoli privi di indicazioni, avvertenze e marcatura CE, quindi non conformi alle prescrizioni del codice del consumo. Per questo motivo la Guardia di Finanza di Gorizia, in collaborazione con la Polizia Locale di Monfalcone, ha sequestrato 700 prodotti fra capi di abbigliamento e articoli destinati anche a un pubblico minorenne per un valore di mercato superiore ai 4.000 euro. Ai titolari delle attività commerciali sono state applicate sanzioni pecuniarie per circa 12.000 euro. Dopo le scritte Novax e le minacce al personale sanitario, il prefetto di Pordenone ha alzato il livello di guardia negli hub vaccinali. Più controlli, ma anche punti informativi in accordo con ASFO.
Hub vaccinali osservati speciali. Dopo le scritte Novax comparse recentemente a San Vito al Tagliamento sulla segnaletica che indica come raggiungere il centro recentemente inaugurato nella zona industriale Ponte Rosso, il prefetto della provincia di Pordenone ha alzato la guardia. Il rischio infatti è che da qui ai prossimi giorni possano verificarsi episodi di interruzione del servizio e situazioni di boicottaggio. Gli hub vaccinati già da tempo in questa provincia sono sottoposti a misure di vigilanza. Ritengo che in questa provincia si sono verificate dei casi di imbrattamento di cartelli, però diciamo che la situazione è abbastanza sotto controllo, è stata esaminata d'intesa con l'ASFO in sede di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, sono state individuate delle misure di prevenzione tese proprio a prevenire l'accentuarsi di situazioni un po' che potrebbero dare fastidio. Sorveglianza sì, ma anche d'accordo con ASFO, l'istituzione di punti informativi. Maggiori controlli, anche una forma di organizzazione anche all'interno della stessa ASFO con un potenziamento dei punti informativi rivolti all'utenza, in maniera anche da evitare che ci possano essere interruzioni di pubblico servizio. Il metodo utilizzato da ASFO per determinare o meno il ricovero di persone arrivate al pronto soccorso per Covid è stato pubblicato su un'importante rivista scientifica internazionale. Ha contribuito a ridurre la mortalità sul territorio. Uno studio effettuato da un team multidisciplinare di ASFO ha trovato pubblicazione in un'importante rivista scientifica internazionale, Journal of Clinical Medicine. L'articolo, nato da una ricerca realizzata grazie alla collaborazione di infettivologi, urgentisti, internisti, pneumologi, intensivisti, igienisti, in collaborazione con la Clinica Medica di Udine, che ne ha curato la parte statistica, conferma e valida la metodologia di valutazione del paziente in pronto soccorso, unica in Italia, per decidere se questo debba essere ricoverato o meno. Una grande soddisfazione soprattutto per la conferma del lavoro di qualità che si sta svolgendo nell'azienda sanitaria Friuli Occidentale per garantire il miglior approccio al paziente affetto da Covid. L'idea è nata dalla necessità di razionalizzare i ricoveri a fronte dell'elevato numero di pazienti positivi rispetto alla capacità ricettiva delle strutture ospedaliere, venendo in aiuto i colleghi del pronto soccorso nel dirimere chi necessitasse il ricovero e chi potesse essere inviato a domicilio, magari con l'attivazione dell'USCA, spiega Massimo Crapis, responsabile della struttura di malattie infettive. Da un'idea del dottor Sergio Venturini poi è stato finalizzato un particolare indice, chiamato apnea, con un chiaro riferimento alla provincia di origine di tale score, che permetteva di diversificare le soluzioni di cura. L'utilizzo di questa metodica, ormai da novembre 2020, ha consentito ad ASFO di far fronte alle diverse ondate di Covid con un numero sempre crescente di pazienti e con un tasso di mortalità che è il più basso in regione, 1,2% rispetto alla media dell'1,6%. A suggellare la bontà della ricerca è stata la prestigiosa pubblicazione. L'Andos di Udine ha acquistato un ecografo portatile di ultima generazione per permettere visite senologiche ed urologiche nel punto di prevenzione all'interno del Citafiera di Udine. Un ecografo unico nel suo genere che non necessita di macchinari ingombranti ma solo di una semplice app. È questo il cuore del nuovo centro di prevenzione di Andos Udine, inaugurato all'interno del centro commerciale Citafiera di Martignacco. Lì si potranno effettuare visite urologiche e senologiche estremamente accurate, ma l'obiettivo dell'associazione è aumentare ancora di più i servizi offerti. Questo è un centro che sarà aperto giovedì, venerdì, sabato e domenica. Qui faremo prevenzione, tumore al seno, prevenzione alla prostata, supporto psicologico e abbiamo aperto uno sportello con scritto Mai Più che in collaborazione con l'avvocato criminologa Angelica Giancola faremo proprio quello che è un supporto alle donne vittime di violenza e non solo. E in collaborazione con i medici dell'ospedale di Udine faremo quello che è la prevenzione gratuita, che è importante perché in un momento come questo dove l'economia sta mettendo veramente a dura prova le persone, tutte quante noi, sapere che si può parlare di prevenzione fatta da persone che lo sanno fare gratuitamente è una cosa importantissima. Queste attività di screening attraverso questi nuovi macchinari in appoggio alle strutture pubbliche che in questo momento segnano dei momenti di fatica, di difficoltà, di ritardi nel poter fare delle analisi di screening preventivo, associare e aggiungere questi servizi può veramente salvare in certi casi delle vite umane.
Il giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe dell'esodo istriano. Una serie di iniziative sono state organizzate dal Comune di Udine in accordo con la Prefettura. Deposizione di corone, presentazione di libri, l'intitolazione di un piazzale, Norma Cossetto e una lezione nell'aula magna del Malignani per spiegare agli studenti perché si celebri la giornata del ricordo. Per il 10 febbraio il Comune di Udine e la Prefettura, così come accaduto solo pochi giorni fa per il Giorno della Memoria, hanno deciso di organizzare un fitto calendario di eventi per ricordare le vittime delle foibe e dell'esodo istriano, in particolare rivolti alle giovani generazioni. È sicuramente importantissimo, lo capiamo tutti, soprattutto in questo momento, quanto sia importante ricostruire anche con testimonianze dirette quello che è successo soprattutto in questo territorio in quel periodo. Ovviamente per la giornata del ricordo, dove la ferita per certi versi è ancora aperta, quindi ci sono sicuramente situazioni da ricomporre, in questo sicuramente siamo sulla buona strada, però diciamo, il coinvolgimento dei ragazzi e degli studenti a questo punto è fondamentale. Fargli conoscere obiettivamente quello che è successo in quel periodo con una ricostruzione storiche attendibili per noi è fondamentale, quindi su questo lavoreremo sempre. Queste sono pagine di storia buissime che la nostra regione ha vissuto purtroppo sulla pelle. Sì, venendo anche dall'esperienza di Gorizia ho visto e ho capito quanta sofferenza e quanto oblio ci sia dietro questa pagina di storia. Stiamo cercando con tanti momenti, soprattutto con questi interventi con i ragazzi, di riportare un po' alla luce certe verità. E a poche ore dal giorno del ricordo, ignoti hanno abbattuto a Udine l'insegna dedicata a Norma Cossetto. È accaduta nella notte, si tratta della nuova targa che sarà inaugurata venerdì. Non c'è stato nemmeno il tempo per celebrare la cerimonia, che già la violenza di una certa parte politica, che magari osa anche definirsi democratica, ha detto il sindaco di Udine Pietro Fontanini, si è manifestata con l'abbattimento del palo recante il nome della giovane italiana violentata, torturata e uccisa dai comunisti jugoslavi. Questi, aggiunge il primo cittadino, sono i frutti di quel negazionismo che ancora ammorba l'analisi delle vicende del confine orientale durante la Seconda Guerra Mondiale, impedisce alla drammatica pagina dell'esodo di diventare finalmente patrimonio di tutti gli italiani e ferma condanna per l'atto vandalico è stata espressa anche dal PD per voce della consigliera Leonora Meloni. Gli attacchi che si ripetono ogni anno, ha detto, sono contro la dignità del ricordo, contro le vittime e il dolore degli esuli. E a Pordenone è stato ricordato questa mattina Giovanni Palatucci, il questore di Fiume, salvò dal genocidio migliaia di ebrei. Giusto tra le nazioni, una proclamazione che risale al 1990, ricordata questa mattina al Parco San Valentino di Pordenone, dove è stato commemorato Giovanni Palatucci, questore di Fiume, medaglia d'oro al merito civile per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei stranieri ed italiani. Noi abbiamo l'obbligo di ricordare l'esempio che il questore Palatucci ha lasciato alle future generazioni, in particolare a noi che facciamo un lavoro molto particolare. Quindi è giusto che venga ricordato, è giusto che venga commemorato in occasione della giornata che precede poco la giornata del ricordo, e questo l'obbligo morale del suo ricordo ci è stato trasmesso e noi dobbiamo tramandarlo anche per il futuro. Il Comune di Udine ha deciso di installare una ventina di fioriere in via Roma, questo per impedire ai ciclisti di transitare sui marciapiedi. Il comitato di via Roma, che è un comitato formato da professionisti, operatori commerciali, imprenditori della via, ci aveva chiesto di intervenire perché il fenomeno dei ciclisti che sfrecciano nel marciapiede rappresenta un pericolo non solo per i passanti ma anche per i titolari delle attività, e quindi è una delle iniziative che abbiamo intrapreso insieme al comitato per cercare di dare alcuni segnali, di rendere più vivibile, più decorosa e più bella una delle vie fondamentali della nostra città. C'è in atto una ottima collaborazione tra l'amministrazione comunale e i rappresentanti di questo comitato, e ci sono tante iniziative che abbiamo fatto e tante altre che ne vogliamo fare, perché riteniamo che questo quartiere sia stato dimenticato dalle amministrazioni precedenti e questa amministrazione invece non vuole compiere lo stesso errore. Ovviamente scontiamo un gap perché per troppi anni le richieste dei residenti e degli operatori economici di questo quartiere sono rimaste inascoltate, quindi abbiamo
10 o 15 anni da recuperare, ma penso ecco, che le iniziative che l'amministrazione Fontanini ha messo in campo in questi anni abbiano dato diversi risultati e siano stati dei segnali molto importanti. Ovviamente non c'è assolutamente da fermarsi, ma c'è da continuare in questa virtuosa opera di collaborazione tra amministrazione e residenti, tra amministrazione e commercianti, ma penso ecco, che i tanti segnali che abbiamo dato iniziano a portare i loro frutti e intendiamo continuare così. E restando a Udine sarà interamente riqualificato il Parco Monumentale della Rimembranza. Il Parco della Rimembranza da tantissimi anni diciamo, merita un intervento di riqualificazione. Adesso è uscito un bando del PNRR, quindi noi vorremmo nei parchi storici poter intervenire e vorremmo fare un intervento di riqualificazione che comprende i sentieri, come vedete, che sono in ghiaia da tantissimo tempo, fare una specie di passaggio drenante con del materiale apposito che ci viene riconosciuto anche a livello europeo come un materiale che si confà proprio con queste tipologie di giardini storici vincolati, perché questi sono vincolati, e così sistemeremo sia l'accesso, sia il percorso, sia anche tutti gli alberi che sono attorno, che meritano anche di una certa, diciamo, sostituzione, qualcuno addirittura potenziamento, e anche una nuova, diciamo, un intervento che riqualifichi la sua storicità, l'importanza, e dia anche un senso a quello che sono i ricordi di un tempo, confermati anche dai tanti monumenti che sono qui presenti. Come domani, 50 anni fa, su iniziativa di Tarcisio Petracco, nacque il Comitato per l'Università Friulana, che nel 1976 promosse una raccolta di firma a sostegno di una proposta di legge per l'istituzione dell'Università Statale del Friuli. Allora il Comitato, al quale aderì tra gli altri anche una cinquantina di comuni insieme alle diocesi di Udine e Pordenone, raccolse 125.000 adesioni e il 25 marzo del 76 organizzò la sua prima manifestazione pubblica in piazza 20 settembre a Udine. Poi il 6 marzo il Presidente della Repubblica Leone firmò l'atto con il quale si istituì e si diede avvio alla nascita dell'Università degli Studi di Udine. Sarà la sicurezza stradale al centro della puntata di questa sera di Elettroshock, in onda a partire dalle 21. I recenti fatti di cronaca con incidenti mortali lungo le strade della regione e diversi episodi di automobilisti che hanno imboccato l'autostrada contromano hanno riacceso i riflettori sul tema della sicurezza, e se ne parlerà anche dal punto di vista della prevenzione questa sera appunto a Elettroshock. Ospiti in studio di Alessandra Salvatori saranno il prefetto di Udine Massimo Marchesiello, il comandante della Polizia Stradale di Udine Alessandro De Ruosi, la presidente dell'Automobile Club Udine Maddalena Valli e Massimo Bertocci, istruttore di guida sicura e formatore alla sicurezza. Finisce qui il nostro telegiornale, dopo di noi l'appuntamento con Sport FVG, a seguire le previsioni del tempo, focus sull'Udinese in vista della prossima gara contro il Verona e in particolare sul recupero di Pereira. Il suo ritorno in campo slitta ancora di qualche giorno, e poi parleremo anche di Olimpiadi con i risultati dei regionali in gara oggi. Arrivederci.